E se vi dicessi che in Europa c'è un ragazzo di 20 anni che è stato addirittura menzionato da Lionel Messi come uno dei prospetti più forti d'Europa? Ciao ragazzi e bentornati a Destinazione Futuro. Ebbene sì, c'è un ragazzo di 20 anni che è stato menzionato da Lionel Messi come uno dei 10 esterni sinistri di prospettiva più forti d'Europa. Stiamo parlando di Micah Götze. Micah Götze nasce e cresce sportivamente parlando nelle giovanili del Genk. Genk che comunque in patria è una sfornatalenti, basti pensare che dal Genk sono usciti ragazzi come Courtois e Kevin De Bruyne, quindi sempre gente di un certo talento. E nel gennaio del 2023 viene acquistato dall'Ajax, che in un primo momento lo aggrega diciamo alla primavera dell'Ajax, ma se ne rendono conto subito che non è quello il suo posto, tant'è vero che a inizio 2024 viene immediatamente aggregato alla prima squadra. Ma chi è Micah Götze? Micah Götze è un ragazzo del 2005, alto 1,76 m, esterno sinistro di piede destro, quindi ama rientrare per andare a calciare, per imbucare o addirittura per crossare e fornire assist per i suoi compagni. Ma perché oggi voglio parlare di Micah Götze, ragazzi? Vi parlo di lui perché in un mondo del calcio che ormai si va verso la standardizzazione del gioco, scusatemi, lui è quella magia che ormai al giorno d'oggi manca. Ma mi spiego meglio. Come possiamo vedere, ormai tutte le squadre prediligono il tiki-taka, diciamo, ma quasi la totalità degli allenatori tende a mettere sempre un freno alla qualità dei propri giocatori, perché ormai i giocatori devono seguire uno schema, determinati passaggi, manca quell'imprevedibilità che invece è forse la classe principale di Micah Götze. Per farvi un paragone, io che sono tifoso del Napoli ve lo voglio paragonare al Kvara, perché Kvara, anche se giocava in una squadra dove i passaggi erano detti a memoria proprio perché venivano provati e riprovati in allenamento e quelli erano, quando arrivava palla nei piedi di Kvara era una magia, si sentiva l'elettricità che una volta arrivato il pallone nei piedi di Kvara poteva succedere tutto il contrario di tutto. Bene, questo è la stessa cosa che percepisco, ma che comunque i tifosi allo stadio mi fanno percepire quando vedo le partite di Micah Götze, perché quando gli arriva il pallone tra i piedi, ragazzi, è follia pura, cioè ama puntare l'uomo, ama l'uno contro uno, è proprio, sembra quasi più una sfida personale che lui ha, anziché la sfida con l'avversario, perché tenta di superarlo in qualsiasi modo e sembra divertirsi e ama far divertire anche il pubblico che lo guarda. Ma non solo questo, diciamo che comunque lui, anche se ha 20 anni, è vero, anche l'Ajax, per quanto sia una sfornatalenti, ha sempre avuto una rosa abbastanza giovane, ma voglio portarvi le statistiche di questo primo anno che sta facendo da titolare, perché secondo me raccontano tanto. Infatti, come potete vedere, nella stagione corrente, in 24 partite, ha già segnato 13 gol e ha fornito 8 assist. Quindi vuol dire che su 24 partite, 21 volte ha creato qualcosa per portare la sua squadra a segnare, o sia gol o che abbia partecipato. E come potete vedere anche le percentuali, l'85% delle partite da titolare, l'85% dei minuti giocati e, come vi dicevo, quasi il 50% della partecipazione al gol. Quindi io da queste statistiche, ma comunque vi ripeto, andatelo a guardare, andatevi a vedere le partite dell'Ajax e potrete notare che molte azioni dell'Ajax passano o addirittura partono dai suoi piedi. Pensate che, come vi ho detto, l'Ajax acquista Micah Götze per una cifra attorno a 1 milione di euro e ad oggi, se lo volessero rivendere, le squadre dovrebbero cacciare un bel po' di soldini. Ma
Ora abbiamo parlato dei pregi, però voglio parlare anche giustamente dei difetti che secondo me ha Maika. Ehm, beh, per avere 20 anni forse è anche normale essere innamorati del pallone, però secondo me per fare quello step definitivo deve esserlo un po' meno. È uno che è bravissimo nell'uno contro uno, ma secondo me a volte cerca un dribbling di troppo, quindi ne supera uno, ne supera due, dovrebbe secondo me scaricare la palla, invece prova col terzo dribbling. E poi per quanto sia 1,76 m, quindi baricentro basso, ma capacità fisica nel mantenere anche gli interventi avversari, è un po', diciamo, voglio dire debole, però diciamo che in questi 2 anni che ha avuto all'Ajax ha avuto già qualche problemino, quindi non è costante, diciamo, fisicamente. Forse questi sono gli unici due difetti, chiamiamoli così, sempre tra virgolette ovviamente ragazzi, che ha ad oggi. Ma per quanto mi riguarda è sicuramente un prospetto interessantissimo e secondo me diventerà il fenomeno che tutti crediamo e secondo me diventerà anche il fenomeno che tutti crediamo. Quindi poi vi ripeto, per aver avuto la menzione d'onore, diciamo, di Lionel Messi vuol dire che qualcosa vale. Voi lo conoscete? Se lo conoscete, diteci nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.